Dalla manovra Salva Italia una cascata di rincari, a cominciare dalla benzina che costerà oltre 8 centesimi in più e 11,2 per il gasolio, aumenti anche per GPL e metano. Ad Agrigento questa mattina la benzina alla pompa ha raggiunto la soglia record di 1,7 euro al litro, un livello mai visto prima. In soldoni fare il pieno ad un'auto di media cilindrata costerà mediamente 85 euro più di quello che le famiglie spenderanno per preparare il pranzo di Natale. E le persone sono esasperate, cioè quando vengono qua a fare rifornimento ormai non si può più nemmeno ragionare con le persone perché se la prendono con noi, ma noi purtroppo non c'entriamo nulla, è un problema dello Stato, è un problema che non si può risolvere sempre prendendole con le solite persone. Loro devono capire che devono cercare anche altri tagli, devono cercare anche altre cose, perché così le persone le portano all'esasperazione, non li portano al risolvimento dei problemi, ma li portano all'esasperazione totale. Le persone prima tu le salutavi, buongiorno, ora tu saluti una persona la mattina, buongiorno, dice ma quale buongiorno, dice che dici e chi ha pagato un sacco di bulletti, dice magari c'è una giornata e ci è stato meglio, quindi è una cosa non si può più sopportare. Non ce n'è più bella dell'Italia, più lata dell'Italia non ce n'è. Che incide solo sul consumo delle famiglie, a danneggiamento di coloro che lavorano, trasportatori, automobilisti, quelli che lavorano, perché quelli che gli serve per la passeggiata bene o male risparmiano, ma quelli che non sono direttamente operatori economici ci perdono. Lo dovrebbero abbassare, perché non si può camminare più. Il ritocco dell'IVA e delle accise rende più salate le bollette. Una famiglia paga ormai un conto medio per la luce pari a 2.458 euro, mentre l'aumento medio per l'acqua è del 12,5%. Gli interventi sull'IVA ed il caro carburanti si ripercuotono anche sul costo dei prodotti alimentari trasportati in larga parte su gomma. È cambiato anche il modo di fare carburante? Sì, perché quando uno fa 20 euro e gli vengono soltanto 12 litri, uno che lavora fuori come zone di Canicattì, Caltanissetta è molto pesante. Ogni giorno fare questa strada avanti e indietro. Con 20 La gente euro. si lamenta. Si lamenta soprattutto con noi, che noi non c'entriamo nulla e giustamente loro con qualcuno si devono sfogare soprattutto e quindi hanno ragione, abbiamo ragione soprattutto. È stata una bella manovra che Monti ha fatto a discapito dei più deboli e non ci è riuscito. Nostalgia di Berlusconi? Sì. Perché? Già da berlusconiana. Poteva farla anche lui questa manovra, era semplice, no?